Sì, oggi eravamo concentratissimi e non abbiamo sprecato niente, nel senso non abbiamo regalato niente. E ci siamo trovati in una condizione fisica e mentale di poter affrontare una grande squadra come il Cotton e riuscire a portarci sul 2-0, che era una cosa fondamentale. Loro hanno giocato, diciamo che abbiamo rischiato meno delle altre due partite con cui avevamo vinto una volta e pareggiato un'altra volta col Cotton, e poi purtroppo siamo rimasti in 7 per una svista, perché non c'è stato nulla, quindi Ugolini è uscito e ci siamo trovati in 7 e abbiamo sofferto, ma da grande squadra siamo riusciti a tenere testa per oltre 10 minuti, 15 minuti, 14 minuti, adesso non mi ricordo quant'era, a una squadra, una corazzata come il Cotton, che onestamente a noi ci dà più lustro della vittoria, perché battere il Cotton è il top, è il massimo. Beh, sì, assolutamente. Il fatto che il Cotton abbia 3 punti più di noi sulla regular season, che hanno vinto meritatamente, e noi dall'altra parte ci siamo impiccati da soli una partita importante che potevamo portare a casa noi contro il Bar Crystal, e forse stavamo magari parlando di altro, però il Cotton è stato più intelligente e alla fine ha portato a casa un risultato utile che a noi ci ha condannato alla seconda posizione nella regular season. Adesso ci saranno i playoff, giocheremo contro una grandissima squadra che è la Lazio, credo una tra le più forti squadre che ci sia stato proprio negli anni in questo campionato, e guidata da un ottimo allenatore e da una dirigenza eccezionale. Io sono della Roma, però devo riconoscere che loro sono veramente ben organizzati. Dovremmo fare una grandissima partita per poter decidere questa semifinale e poter fare di nuovo una finale che tutti dicono che sia il Cotton che arriverà in finale, però prima anche loro devono affrontare il Peperino, che è una grandissima squadra, anche il Peperino. Noi dalla nostra faremo il possibile per poterci ritrovare di nuovo tutti insieme in fondo a questo bel viaggio. Ringrazio per questa cosa il presidente Villani e il presidente Alivernini, che ci hanno dato la possibilità di vivere questo campionato molto bello. Siamo felicissimi perché è il primo trofeo che entra in casa Roma e, ripeto, battendo una squadra fortissima come il Cotton, quindi siamo strafelici.